Buongiorno e ben ritrovati, buona domenica, è il 29 novembre, è tardissimo, quindi non guardiamo neanche le prime pagine dei giornali. Oggi sottolineiamo un po' alcuni aspetti, alcuni racconti sul Gazzettino, Corriere, i giornali Il Gruppo Gedi, il Corriere del Veneto, Il Piccolo, insomma un po' di cose che oggi figurano. Tra l'altro stasera alle 19:30 siamo in diretta anche oggi, avremo ospite il presidente della regione Friuli Giulia, Massimiliano Fedriga, poi il sindaco di Piazza, molto altro. Racconteremo insomma l'ennesima domenica chiusi in casa oggi a Trieste, quindi lo faremo su Tele4. Bene. Il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, attenzione che quando si muove comincia, non lo fa mai per nulla, quindi è agitato in questo momento il partito di Renzi, chiede la riapertura delle scuole a dicembre, almeno il 50% per quanto riguarda le superiori, adesso poi chiede anche il rimpasto, forse per Renzi, oppure di nuovo Maria Elena Boschi nel governo, il Colle si arrabbia e dice se è una crisi deve essere una crisi parlamentare, non si parla più del posto di Conte ma di un rimpasto di almeno un paio di ministri, forse la De Micheli, forse il Veneto d'Inca, insomma questo è un po' l'aspetto che oggi ritorna nel politichese sui giornali, a parte il Covid che è ovunque. Ma ci sono le regole per quanto riguarda il Covid, quindi invece di affrontare l'emergenza, dirci che siamo in ritardo sul Recovery Fund, perché non abbiamo evitato la seconda ondata come scriveva Ricolfi, ne abbiamo parlato ieri, ne hanno evitate in 27 paesi nel mondo, 10 simili a noi, anche in Europa almeno 3-4 paesi sono riusciti a evitarlo. Noi discutiamo del rimpasto, del recovery che siamo in ritardo, del carrozzone che riguarda appunto come studiare oggi il Recovery Fund con una struttura, ve lo dico subito, piramidale. In questa struttura piramidale c'è una cabina di regia per andare a studiare cosa fare, dove applicare questo benedetto Recovery Fund, quando da mesi tutte le regioni e i comuni vi dicono qua è necessario questo, lì è necessario quell'altro, a Trieste il Porto Vecchio, in Veneto anche investimenti per infrastrutture, questo vi dicono le regioni da mesi. Oggi facciamo la struttura piramidale che poi è fatta di Conte, il ministro dell'economia Gualtieri, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, meno male che c'è lui, poi forse 6 commissari, altre cose, uno per ogni sezione, l'innovazione, il digitale, il green, tutti gli ambiti. Oggi pensiamo a questa struttura piramidale che qualche giornale ho visto definisce appunto un carrozzone. Ci arriviamo oggi a dicembre, ormai. Ci sono ovviamente sui giornali le regole anti-Covid per il Natale. Potrebbero entrare in vigore dal 19 dicembre, come già detto molte volte, si va solo dai parenti stretti, con massima attenzione, immaginate voi, anche per non lasciare soli, pur proteggendoli, gli anziani, i genitori anziani soli, i nonni. Poi il coprifuoco che resterebbe alle 22, la messa forse all'ora anticipata. Qui anche, lo abbiamo già detto, l'ho ripreso anche sul sito ferdinandoavarino.it, anche il vescovo di Trieste ha detto non è un grosso problema anticipare la messa, anche la CEI è d'accordo, niente sci, no bar, si resta ristoranti chiusi a Natale, giorno di Natale, per evitare, no? Cioè, si va al ristorante il giorno prima ma il giorno di Natale no, perché ovviamente può essere un problema secondo queste regole. E ci sarebbe anche il divieto di spostamento tra le regioni, che potrebbe addirittura essere in un periodo, in un lasso di tempo variabile, ma addirittura potrebbe essere tra il 19 dicembre fino al 10 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni, e intanto chiusi anche gli hotel di montagna. E questo sappiamo cosa vuol dire, che tipo di economia. Ancora non c'è un accordo europeo, gli altri potrebbero aprire, se loro aprono noi vogliamo andare a sciare là, dobbiamo tornare a fare 14 giorni di quarantena oppure il tampone, e quindi mentre gli altri preserveranno ulteriormente l'economia magari con delle regole sane, noi chiudiamo tutto, ma pensiamo di aprire la scuola. Dopodiché su questo sappiamo va preservata la formazione dei nostri ragazzi, la socializzazione, le sappiamo tutte queste cose, ma per aprire la scuola rischiamo di chiudere di nuovo dopo Natale. Però su questo nessuno dice niente. Stop i panevin, tradizione ovviamente veneta, il rogo, ieri l'ho raccontato Luca Zaia rispondendo a un'idea di Arcade, città simbolo dove migliaia di persone ogni volta il 6 gennaio vanno per l'accensione della pira, per capire dove vanno, dove va il fumo, da che parte vanno le faville. Questo
senza dimenticare che a gennaio del 2020 mi pare dicessero bene, no, di questo anno maledetto che speriamo finisca prima o poi grazie al virus cinese. Voci rimpasto vi ho detto, poi arriviamo a De Luca, una cosa folle. C'è l'idea della patrimoniale in una proposta di Fratoianni, mi pare, oggi la riportano in apertura alcuni quotidiani, perché oggi vi ho detto almeno un po' di altro rispetto al Covid. C'è la patrimoniale che potrebbe riguardare non solo la casa, non solo quello che avete in banca, è una patrimoniale a 360 gradi che riguarda un po' tutti gli ambiti per un valore superiore in totale di 500.000 euro. Quindi il valore della casa, quello che avete in banca, i titoli o molto altro, qualche gioiello, non lo so, se avete tutti questi valori che superano i 500.000 euro si va a colpire con una patrimoniale. Speriamo ovviamente che questa cosa poi non venga portata avanti. Per contro, cosa c'è? Mentre noi pensiamo ai ristori, al recovery che arriva in ritardo e tutto il resto, i dati che diffonde la CGIA di Mestre. Ieri ne abbiamo parlato nei telegiornali e sono terribili, perché in Veneto le tredicesime, che valgono 2,7 miliardi, vanno 1,2 ai pensionati e 1,7 milioni di dipendenti tra il privato e il pubblico, cioè, ma ci sono 1.200.000 pensionati, 1.700.000 dipendenti. Bene, potrebbero prendere 300 milioni di euro in meno. E sapete perché? Perché sono stati in cassa integrazione, perché ci sono state le chiusure, perché per le chiusure si è dato il ristori, si è dato quello che si è dato, ma poi per di più ora ricade sulla tredicesima, che quindi abbassa la propria quota. Quindi, costretti a chiudere, arrivano i soldini che sono una piccola parte di quello che ovviamente si è perso non solo per l'imprenditore ma anche per il suo dipendente che nulla aveva a pretendere purtroppo, e oggi gli arriverà una tredicesima che è molto minore. Cosa vuol dire? Stima la CGIA che per ogni mese di cassa integrazione purtroppo fatto da questi dipendenti riceveranno 100 euro in meno ogni mese, circa 300 milioni di euro per il totale. Immenso Carlo Nordio, ma poi ci arriviamo. De Luca ne ha combinata un'altra. Oggi i giornali, anche il Corriere della Sera, apre con lo sfogo di Zaia ieri, perché ha visto troppe persone negli assembramenti, pur avendo riaperto le strutture più grandi per quanto riguarda i negozi e gli acquisti, ma c'erano troppe persone nello struscio. Citano la città del Santo, Padova, così come altre città, cioè erano in tanti a fare gli acquisti che però abbiamo consentito. Per quanto riguarda De Luca ieri ha detto semplicemente, dopo aver fatto una figura barbina perché nulla aveva progettato per questa seconda ondata o ampliato, ha detto che ci sono dei medici, non mi ricordo la definizione, ci va giù duro, che rifiutano i ricoveri dopo le 20 di sera in terapia intensiva perché sennò significherebbe lavorare tutta la notte. E quindi voi come vi immaginate l'intera arco costituzionale dei sindacati dei medici se la prende con il governatore dicendo: guardate che non è colpa nostra, ma è di chi scientemente negli anni ha tagliato la sanità della Campania, per cui siamo in queste condizioni. De Luca ha detto che ci sono dei medici, è una cosa gravissima, dei medici che non ricovererebbero dopo le 20 in terapia intensiva perché altrimenti dovrebbero fare la notte. Un'accusa così gettata ad minchiam e per la quale ovviamente si è preso l'opposizione di tutti i medici. Immenso Carlo Nordio che dice: penso di lasciare la consulenza alla commissione antimafia per le parole di Nicola Morra su Iole Santelli. I calabresi l'hanno votata sapendo che aveva un tumore e di fatto oggi dice o io o lui. O io o lui. E francamente tra il magistrato Carlo Nordio con la sua carriera, la sua capacità, e Nicola Morra che peraltro dice questa cosa qui, io i dubbi non li avrei proprio. Bene, penso di avervi detto un po' alcune cose di quelle che avevamo segnato in questa strana rassegna stampa. Ci vediamo stasera alle 19:30 su Tele4 e sul sito ferdinandoavarino.it. Ciao, buona giornata.